Ci troviamo in uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Padova, che conserva ancora oggi tutto il fascino del suo passato. Siamo all'interno del castello di San Martino della Vanezza, che come quello di Valbuona è sopravvissuto al passaggio di Ezzelino III da Romano fino ai giorni nostri. Oggigiorno il castello è un museo della navigazione fluviale del Bacchiglione e al suo interno sono conservati reperti preistorici dell'età del bronzo, reperti romani, ceramiche e strumenti domestici medievali e una raccolta di carte fluviali e idrografiche del territorio padovano. E all'interno della sala delle piroghe ci attende Alberto. Alberto, cosa puoi dirci di questo maniero? Questo maniero è collocato strategicamente tra le province di Padova e Vicenza, tra cui non scorreva molto ben sangue, era una sorta di caserma, una stazione di controllo. Una peculiarità di questo maniero è che non fu mai conquistato con la forza, ma bensì con l'inganno. Da cosa deriva il nome di questo posto? Allora, San Martino della Vanezza, perché San Martino? Perché poco distante c'era una chiesetta dedicata a San Martino vescovo di Tours. La Vanezza è un termine dialettale medievale, è una misura agraria che corrisponde circa a 27 metri quadrati. Alberto, prima hai nominato San Martino, ma chi era? San Martino era il figlio di un tribuno romano nato nel 316, dove risiede attualmente l'Ungheria. Continuiamo il nostro viaggio nel mistero perché al piano superiore ci sta attendendo Giacomo che ci parlerà delle origini del maniero. Allora Giacomo, com'era il castello in origine? Originariamente il castello non è esattamente come siamo abituati a vederlo oggigiorno, infatti pensate che era poco più che una palizzata lignea costruita su della terra battuta. C'è una data fondamentale che è proprio il 1324, dove il comune di Padova donò il castello a Nicolò da Carrara, il quale riuscì ad essere vincitore contro Cangrande della Scala, quindi padovani contro veronesi. Che cosa fece Nicolò per onorare proprio il comune di Padova? Decise di indire un palio, quindi una gara tra cavalli, dove al vincitore veniva riconosciuto un cosiddetto sparviero, del valore di 5 soldi grandi. Ecco che proprio questa tradizione si è tramandata negli anni e proprio oggigiorno, pensate, il palio dello sparviero, che è quello che vediamo, ha origine proprio dal 1300. Il mastio era, come sapete, l'ultimo baluardo difensivo del maniero, ma era anche l'alloggio del capo delle guardie dislocato su 6 piani e come vedete qui, come in altri piani, c'è ancora presente il caminetto dell'epoca. Con la signoria carrarese il castello ebbe poi il suo massimo splendore. E dopo, Alberto, cosa successe? Che con l'arrivo della Serenissima il castello cade in mano ai veneziani anche per tradimento di Francesco Novello. L'ultimo superstite della famiglia carrarese fu imprigionato nelle segrete a Venezia insieme ai suoi figli e li poi strangolati. Con il dominio della Repubblica di Venezia il castello cessa poi ogni sua funzione e viene messo all'incanto. Passando di mano in mano viene poi rilevato dalla famiglia Vendramin. Alberto, che cosa è successo dopo? Il castello ha subito vari rimaneggiamenti e nacque un florido centro mercantile. E l'attività principale che avveniva qui, che svolsero i veneziani, era lo smistamento del legname per poi trasportarlo a Venezia. A metà dell'Ottocento nacquero i primi borghetti e addirittura il castello venne trasformato in un'osteria. Vennero abbattute le merlature e realizzate delle stanze alloggio. Il periodo non era proprio dei migliori, infatti il posto era frequentato dai banditi dell'epoca e successero anche degli eventi sanguinosi. Si racconta addirittura che la proprietaria della locanda aiutò i ribelli italiani a fuggire dalle milizie austro-ungariche. Andrea, raccontaci, che cosa è successo dopo? Dopo la caduta della Serenissima, il castello praticamente ha perso tutta la sua funzione sia militare che economica. Finché non arriviamo alla Grande Guerra, ci troviamo nel 1918, dove da fonti storiche gli arditi usarono il castello come caserma e il Bacchiglione come allenamento per guardare il fiume, che poi li portò a una successiva battaglia. Dopo trasliamo di quasi 60 anni, arriviamo negli anni 70, quasi fine anni 70, dove
Gli Antonini Papafava Carraresi, gli ultimi discendenti della famiglia Carraresi, nonché proprietari del castello, danno in gestione, regalano alla provincia di Padova l'antico maniero, dove la provincia di Padova, con un restauro che durò per quasi 10 anni, lo riportò ai fasti che tuttora vedete, e appunto, come detto prima, è nato il Museo Fluviale del Bacchiglione. Ogni castello che si rispetti ha la sua leggenda. Adesso incontriamo Giacomo. Giacomo, ci parli di fantasmi in questo caso? Non propriamente di fantasmi, parliamo più di una piccola tradizione che sembra investire questo castello. Parliamo di Bice. Come sicuramente in molti sapranno, e quelli che non lo sanno adesso lo diremo, Bice era considerato una strega che veniva ripetutamente su questo castello nelle ore più buie e portava una brocca, probabilmente di acqua e chissà quale altro arnese dentro alle sottane nere. Questa brocca d'acqua poi spariva insieme alla strega stessa all'interno del castello, dove c'era una porticina, probabilmente questa, probabilmente non era questa, chi lo sa. Che cosa succedeva? Che una sera non si presentò più e la donna venne proprio accusata di stregoneria. Che cosa successe? Che gli abitanti si fecero coraggio e andarono dentro al suo tugurio e la trovarono esamine a terra, che respirava i suoi ultimi attimi di vita. In quel momento la issarono e la portarono proprio dinanzi al castello, e fu proprio in quel momento che gli abitanti videro comparire un rosetto color rubino. Questa è la tradizione che vuole il castello. E ora non ci resta che predisporre l'attrezzatura per indagare e andare a scoprire se questo antico maniero conserva ancora gli echi di un lontano passato. Chi si cela tra le mura di questo antico baluardo? Non ci resta che indagare per andare a verificare se e cosa c'è di vero nelle leggende tramandate fino ai giorni nostri. Andrea, ma questo funziona tramite vibrazioni elettrostatiche? Tramite le vibrazioni della mano, tramite come tu metti la mano, lui emette un Ma suono. interferisce con i corpi fisici o con qualsiasi cosa tu ci possa mettere? Lo strumento genera un campo elettromagnetico, in base tu come metti la mano vai a rompere questo campo e lo strumento emette il suono. Roberto, ci dici che cosa hai appena posizionato? Allora, io ho appena posizionato il geofono, che è uno strumento che capta le vibrazioni del terreno. Se qualcuno dovesse camminare nei pressi del sensore, dei LED segnalano le vibrazioni che avvengono attorno al sensore. Come vedete, basta. La prossima strumentazione che andremo ad utilizzare è semplicemente una torcia, la quale emette un fascio di luce viola. Questa torcia adesso andremo a svitarla in modo tale da andare ad interrompere il circuito elettrico, e se poi eventualmente qualcosa o qualcuno dovesse interagire o comunque muovere questo strumento, oltre ad essere rilevato con il geofono, quindi il movimento, questa torcia si andrà ad illuminare. Ok? Quindi Alberto, dove stiamo andando adesso? Allora, in questo momento stiamo andando in sala piroghe a posizionare un registratore a meteorologia. Vicino alle prigioni? Sì, perché qua sotto si dice che si pensa che ci siano state le prigioni, come tutti i fortilizi avevano le prigioni, questo maniero le aveva qua sotto. Ore 20:30, sala piroghe. Se qualcuno è presente e vuole interagire con noi, può farlo benissimo. Andrea adesso va a posizionare un altro registratore. mettila su quel tavolino, è buona. Vicinanza sala ceramiche, sopra sala carrarese. Se c'è qualcuno, qualche presenza, qualcuno che vuole parlare, questo è la tua occasione, possibilità di interagire con noi.
ore 20 e 30. Tocca la schedina. Va bene, posto, c'è tutto? C'è tutto, si vede Sì, bene. sì, sì. Buono. Ottimo. Ok, posizioniamo l'ultimo registratore, ne siamo nella sala Carrarese. Qua abbiamo anche qua registrato la parola basta, si è accesa anche la pila per la nostra scorsa indagine. Se c'è qualcuno che vuole comunicare con noi può farlo tranquillamente. Niente, abbiamo concluso la posizionatura delle attrezzature E quindi? Siamo pronti, Spegniamo le luci e diamo via l'indagine. Stiamo provando a fare questa sessione di metafonia. Usando la radio a onde corte. C'è qualcuno che vuole dirci qualcosa? Io ti dico Francesco Morello. Mi ha consegnato un veneziano. Poi siete finiti strangolati nelle carceri di Venezia. La famosa stirpe dei Carraresi finita con la sua. Passi davanti alla porta delle prigioni. I prigioni sono di là. Qui c'è una sedia, ti siedi vicino ad Andrea. C'è la pila sopra alla scala. Prova a toccarla. È la pancia vostra? Riesci a toccarlo o fai fatica a fare anche quello? Ho sentito. Il registratore? Sì. Ce l'hai tu? Ma fa veramente caduto lì, Lascia aperto un po'. Comunque prima era impazzito il capo 2 comunque. Quando? Prima, quando l'avevo acceso, all'entrata qua. Si vuole lasciare aperto un po' che passa aria. Sì, sa. Anche una poltroncina. Dicono che qua c'erano le prigioni.
qui al nostro cospetto durante proprio presentata qui al nostro cospetto durante proprio presentata qui al nostro cospetto durante proprio vogliamo aiutarti. Vogliamo aiutarti. Vogliamo aiutarti.